Il relitto dell'auto su cui viaggiavano Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, uomini di scorta di Giovanni Falcone, da qualche settimana, come è noto, per volere della vedova Montinaro, si trova al Parco della Memoria, sotto l'autostrada A19, nel punto in cui è avvenuta la strage di Capaci. La signora Montinaro, che è presidente dell'associazione Quarto Savona 15, ha fatto di tutto per trasferire la teca da Peschiera del Garda a Palermo, perché anche questo passaggio serve sicuramente a tenere vivo il ricordo, soprattutto tra le nuove generazioni. Ebbene, adesso si parla di un'altra autovettura da sottoporre al vincolo, è la Ford Fiesta di colore amaranto sulla quale viaggiava il giudice Rosario Livatino quel 21 settembre 1990. L'auto crivellata di colpi dovrebbe essere visibile a tutti dopo l'intervento della Soprintendenza ai beni culturali di Agrigento, che ha fatto pervenire all'attuale possessore del mezzo una notifica che dà il via alle procedure per dichiarare di interesse culturale la Ford Fiesta del magistrato ucciso. C'è da dire che a sollecitare la pratica sono state anche le associazioni Amici del giudice Rosario Livatino e Technopolis. Ricordiamo che nei confronti di Rosario Livatino, il giudice ragazzino assassinato, è in corso il processo di canonizzazione.